E con questo inno a San Giuseppe, cantato in portoghese, e allora celebriamo la festa di San Giuseppe Lavoratore, oggi cominciando anche il nuovo mese di maggio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e nella pienezza di Cristo, con tutti i riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Cantiamo allora di gloria. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Di uomini, di buoni, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria in me. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu a destra del Padre, di noi, che tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Oh Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno della creazione, fa che per l'intercessione ed esempio di San Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità che ci affidi e riceviamo la pensa che per il nostro Signore Gesù Cristo Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché a essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie, e qualunque cosa facciate, in parole e in opera, avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore
Signore riceverete come ricompensa l'eredità. Servite il Signore che è Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Ripetiamo insieme. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Prima che nascessero i mondi e la terra e il mondo fossero generati, per sé, o Dio, sale l'opera delle nostre mani. Tu fai ritornare l'uomo in polvere, quando dici, ritornate, figli dell'uomo. E ai tuoi occhi sono come il giorno passato, come un turno di veglia nella notte. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Ci manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Giorno, benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita. Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Per loro motivo di scandalo. Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cominciando un nuovo mese, il mese dedicato alla Madonna, e cominciamo con la protezione di San Giuseppe. Ci dice, forse per vedere bene questo, in Brasile tradizione le scritte nei paraur. Alcune sono seriose, alcune sono anche barzellette. E c'è una che mi ha impressionato perché fa riferimento a questo Vangelo. Dice: l'invidia è una porcheria. L'invidia è una porcheria. Che cosa vuol dire? Guardate il Vangelo. Gesù va a Nazareth, predica, era già famoso, e allora tutti dicono: ma
Da dove gli viene questa saggezza? Da dove gli vengono il potere dei miracoli? Noi lo conosciamo, è cresciuto con noi. Lui pensa di essere che cosa? È figlio di un falegname. Vedete come? E dice il Vangelo? Diceva così il Vangelo, si scandalizzarono. Guardate, forse un impegno per questo mese, perché è sempre bene all'inizio del mese dire, in questo mese cosa voglio migliorare, cosa voglio fare di speciale. Forse in questo mese dovremmo imparare a rallegrarci per il successo degli altri. Dicono che la più grande dimostrazione di amore, di amicizia, non è essere vicini quando c'è la sofferenza. Questo molti amici fanno. Ed è bello, ed è necessario. Quando c'è la sofferenza, quando c'è un fiasco, quando c'è qualcosa così, stare vicini. Però dice la più grande dimostrazione di amicizia è rallegrare perché normalmente l'invidia cerca di rovinarci i rapporti. Quando qualcuno dice ma guarda quello là, sì ma, viene subito la tentazione di dire un ma. Allora, cominciando questo mese, il mese della Madonna, il mese anche di San Giuseppe, allora chiediamo a Dio proprio di aiutarci a fare questo sforzo, di vedere le cose buone che gli altri fanno. Noi siamo molto veloci adesso, specialmente con i cellulari, di spargere tutte le notizie brutte. Cominciamo a spargere anche i successi, le cose belle degli altri, che così noi vivremo più sereni e anche il mondo andrà bene. È vero che in Brasile c'è un altro proverbio che dice che una foresta, un bosco che cresce, fa meno rumore di un albero che cade. Una foresta, un bosco che cresce fa meno rumore che un albero che cade, cioè il male fa rumore. Dire che ci sono milioni di mamme e di papà che si dedicano ai loro figli non è nessuna notizia. Se una mamma o un papà abbandona il figlio o lo ammazza, gli diventa notizia. E allora chiediamo a Dio, per causa del Vangelo di oggi di San Giuseppe, di rallegrarci con il successo, con le cose belle degli altri. E anche forse un impegno di spargere, di far conoscere a tanti le nostre le succedono. I bambini che ci rallegrano qua nella messa. Va bene? Bravo. Credo in un solo Dio, Padre. Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitando secondo le Scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetta la resurrezione dei morti
nella vita del mondo che verrà. Ottimo, allora sediamoci, cantiamo allora il canto di offerta. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio, ogni parte di nostra umile offerta diventi impegno della tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi te lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, che da te proprio hai scelto come sposo di Maria, Vergine Madre di Dio, servo saggio e fedele, fu posto a capo della Sacra Famiglia, per custodire come padre il tuo Figlio unico, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
ed offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Emerito Andrea Bruno, Monsignor Flavio, tutto l'ordine sacerdotale e diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche di Don Vito e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosotti e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, dello Spirito Santo, sia per dei secoli. Guidati da... Preghiamo come Lui stesso ci ha insegnato. Nostro che sei come tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella
attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il gesto di pace. Agnello di Dio, che toglie il peccato, abbi pietà. Agnello di Dio, che toglie il peccato. Beati cena del Signore, Dio che del mondo, Signore, partecipare alla tua mente. Dio riposa nella sua uomo di Asti per Rosana.
No, meno. 26. Vado quasi 27. 43. Grazie. Benissimo. E coi 70 andiamo avanti, perché sperando che i nostri ragazzi giovani, qualcuno sia medico e qualcuno sia specialista in anziani. Va bene? Ottimo. Lei è medica? Benissimo, ottimo. Allora chiediamo adesso la benedizione di Dio per questo nuovo mese, il mese di maggio, perciò un mese bello, che sia un mese caldo, non solo atmosferico, ma un caldo nel nostro cuore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie.
spirituale delle che la partita setto tuo e anche dell'ultimo di l'ultimo ci si consumato questa volta esso che i vuoi console e la vedendo che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, il sapere che culto il dolor, sì dolor. Ai che brilla sul viso.